Buonasera da Leandro Maggi, buonasera da Villa Calzenna, che è una delle ville più belle che abbiamo in Basso Polesine. Un tuffo nel passato con l'eleganza di due ospiti formidabili che Adelaide e la mamma. Intanto ciao e grazie di essere venuto qui. È una storia carina, nel senso che noi abbiamo questa chiesetta, che è la chiesetta di Kazen, che è sempre stata un luogo di culto nei secoli passati e alla quale noi teniamo molto, in particolare ci tiene molto la mamma. Questa chiesetta, come tutte le chiese, è dotata di un campanile e, ahimè, un paio di anni fa c'è stata rubata la campana e ho scoperto che esiste un traffico, un commercio Ah di sì? campane. Sì, 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 sì. E dopo, voglio dire, tra le tante problematiche e priorità da affrontare quotidianamente, la campana Passare in secondo è piano. stata un po' rimandata e ho scoperto un mondo che è un mondo affascinante, che è quello di queste pochissime aziende rimaste in Italia che si occupano della costruzione e della fusione di campane. E siccome mia madre compie 83 anni, ho conosciuto in maniera molto singolare questo signore che fa il campanaro e costruisce campane, si chiama Flavio Zambotto ed è di un'azienda di Vicenza e abbiamo colto l'occasione per fare una sorpresa a mia madre, ovvero fonderemo questa piccola campana, perché il campanile è di piccole dimensioni, la campana porterà il nome di mia madre e la data del 2 luglio del 2023, che è il suo compleanno, e Don Damiano di Taglio di Pola verrà a benedire, Flavio Zambotto ci racconterà qualcosa su questo mondo affascinante e poi faremo un concerto nella chiesetta di Cazen con Gloria Crepaldi e i ragazzi bravissimi del coro della Corale di Mazzorno. A me farebbe molto piacere che chi vuole, insomma, da Taglio di Po venisse per quella sera perché insomma è una cosa molto carina e molto, molto sentita. E quindi insomma se farà piacere ai tagliolesi partecipare su prenotazione perché la chiesa non è enorme, però mi farebbe molto piacere che ci fossero in questa bella occasione.